Panifici aperti per rilanciare il settore in grosse difficoltà. I panifici si aprono alla comunità. Presentato il progetto Le Vie del Pane con l'obiettivo di promuovere e valorizzare un settore importante per la nostra isola. Promuovere e valorizzare il pane sardo. Con questo obiettivo è stato presentato ieri presso la sala polivalente del Parco di Monteclaro a Cagliari Le Vie del Pane Panifici Aperti, iniziativa a carattere itinerante che partirà il 2 ottobre per concludersi l'8 dicembre, toccando le zone dell'isola dove sono presenti realtà importanti dell'arte bianca, che darà la possibilità di scoprire i segreti del pane con l'ausilio di una serie di interessanti laboratori. Con questa iniziativa vogliamo far sì che si parli di pane artigianale fresco, che si parli di panifici come custodi del paese e come valori che esprimono dei valori sociale, culturale, economico, perché utilizziamo le materie prime locali e quindi un legame con il territorio, quindi facciamo il nostro pane con le materie prime che sono di casa nostra, che hanno poche micotossine, che sono buonissime e con l'utilizzo del lievito madre che dà poi digeribilità, gusto, sapore e durabilità del nostro pane. Promossa dall'Associazione Panificatori di Confartigianato Sud Sardegna, in collaborazione con Confartigianato Sardegna, l'Aure e la città metropolitana di Cagliari, la manifestazione vuole mettere in evidenza anche le difficoltà che il comparto regionale sta affrontando. Guardi, lo stato attuale del pane vero e proprio è in grande difficoltà, soffre tanto perché sia i consumi si sono ridotti del pane in se stesso perché gli stili di vita sono cambiati e in più il pane ha avuto grandi concorrenti perché la grossa distribuzione praticamente non fa altro che parlare di pane perché nell'immaginario collettivo il pane è vita, quindi rappresenta anche come si può dire, il modo per ritrovare lì se stessi, quindi la gente viene attratta dal pane e lì si vende la maggior parte il pane surgelato, che non è un pane artigianale fresco, che non ha niente a che fare con la Sardegna, che la Sardegna ha 800 tipologie di pane e ci chiediamo come mai tanti consumatori preferiscono quel pane surgelato che magari neanche lo sanno che è tale, invece di acquistare il pane che c'è oggi in tutte le panetterie, si trova il pane fatto con con i grani locali. Quindi c'è questa voglia, questo di non arrendersi, di portare avanti questo discorso del pane, perché il pane è simbolo di vita per tutti quanti e quindi la Sardegna non può permettersi di avere questa invasione di pani che non sono nostri. In questa prima edizione verrà dato ampio spazio agli 11 panifici recentemente premiati dal Gambero Rosso, il primo gruppo editoriale multimediale enogastronomico in Italia.